La vicenda, resa nota dal sito della comunità ebraica di Milano Bet Magazine Mosaico, purtroppo è confermata, ci dice al telefono Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno, che si dissocia totalmente dall'atto e dalla persona che l'ha compiuto. Quel che è successo era chiuso in questo messaggio di risposta che Patrick Ongaro, titolare dell'omonimo Garnia Selva di Cadore, ha inviato nella pagina delle prenotazioni a un gruppo di potenziali clienti interessati a soggiornare nella struttura circondata dalle Dolomiti. Informiamo che gli israeliani, quali responsabili di genocidio, non sono clienti ben accetti nella nostra struttura. Pertanto, viene aggiunto, qualora vogliate cancellare la vostra prenotazione sarete felici di farlo e altrettanto lo saremo noi di offrirvi una cancellazione gratuita. Il tempo di un battito d'ali che nel paese e nel mondo si è scatenato un uragano. I24 News, sito di informazione francese, è fra i primi a ribattere la notizia dell'ANSA e a cascata il caso dell'albergatore di Selva di Cadore ha conquistato le prime pagine dei quotidiani nazionali e internazionali. La condanna è unanime, contattata, risponde con amarezza l'ex prima cittadina di Selva, Silvia Cestaro. Io mi dissocio completamente da quanto è stato detto dalla struttura in questione e dal gestore perché non fa parte né della mia persona e tantomeno del modo di agire di chi abita e opera in Selva di Cadore nella provincia di Belluno. Turbato e allibito perché il Veneto non è questo, scrive il presidente della regione Luca Zaia, un grave episodio di razzismo per il senatore e segretario veneto Dem Andrea Martella. La cultura dell'accoglienza non tollera simili comportamenti, riferisce il presidente della provincia Roberto Padrin. Il telefono di Patrick Ongaro risulta irraggiungibile, ma tramite social il titolare del Garni fa sapere di essere stato minacciato da un ente israeliano non ben definito per essersi rifiutato di accogliere turisti israeliani. La cosa non mi spaventa e dimostra che se tutti facciamo qualcosa nel nostro piccolo possiamo fare la differenza, scrive. A fare la differenza saranno a stretto giro le contromisure che domani potrebbero essere assunte da Federalberghi Veneto. Nel nostro marchio, spiega De Cassan, c'è scritto l'ospitalità italiana, sottinteso a chiunque, a prescindere da dove uno venga. Non è quello il modo di accogliere, insomma, al di là di quello che è il pensiero personale, c'è anche modo e modo di rispondere e soprattutto un'attenzione comunque alle persone. A Selva di Cadore, poco meno di 500 abitanti, la comunità ebraica è presente e non ci sono mai stati problemi, dice Cestaro. Resta sullo sfondo, ma presente e documentato, l'orrore per ciò che sta accadendo da oltre un anno in Medio Oriente. Non si deve giudicare una persona solo perché appartiene a un popolo. Questo è forse un po' quello che si può dire tirando le somme di tutto quello che è avvenuto. Certamente la situazione tra Israele e Palestina è una situazione molto molto delicata. Eh, Personalmente quello che posso dire è che forse bisognava fare un passo verso il riconoscimento della Palestina un po' di tempo fa e provare ad accompagnarli verso un percorso di convivenza più serena.